Ciao ragazzi, oggi voglio tornare ancora a parlarvi con davanti una bruschetta che per me, grazie Antonella, è sinonimo di leggerezza, di estate, di voglia di scoprire, di viaggiare e di navigare. Anche perché se vi trovate a Peschiera, come me in questo momento proprio di fronte al porto, vi consiglio di fare il tour delle mura di Peschiera del Garda, perché allora avrete la possibilità di ammirare da un punto di vista estremamente suggestivo tutta la bellezza e tutta l'imponenza di questa struttura difensiva. Una struttura che ha attraversato i secoli, perché Peschiera, per la sua posizione proprio all'imbocco del Mincio, è sempre stato considerato un avamposto strategico e quindi oggetto di appetiti di conquista fin dall'epoca romana, in cui c'era già una fortificazione che venne poi più massicciamente robustita dagli Scaligeri, che grazie a Mastino II della Scala provvidero al completamento dei 5 lati e successivamente intervenne poi anche la Serenissima, con i lavori di rinforzo affidati a Michele Sammicheli. Insomma, una storia lunga e affascinante che potete vivere anche voi grazie all'efficiente servizio delle guide. E quando avrete terminato la vostra navigazione, concedetevi un tuffo nella tradizione agroalimentare italiana, con una bruschetta, la fetta di pane, che poi viene farcita con la fantasia dello chef. In questo caso Redoro mi ha preparato tonno, pomodorini, olive e una spruzzatina di rosmarino tritato. Ok? Quindi ci vediamo qui per un prossimo appuntamento per continuare il racconto con altre storie di Peschiera e anche con un'altra bruschetta, perché no? Ciao ragazzi!